aspetti. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia, grazie Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato Ufficio Rapporti Sociali e siamo a servizio del cittadino. Il nostro compito è quello di aiutare chi ha dei problemi, per esempio riguardanti, come dico sempre, il patronato con pensioni, reversibilità, riconteggi e domande varie, oppure altri problemi riguardanti le emergenze abitative. Io parlo anche qui da Torino e dal Piemonte, dove ne abbiamo parecchie, ACT, oppure bonus vari, eccetera. Informazioni per quanto riguarda il comportamento legale, civile, penale, amministrativo, quindi con informazioni, come dicevo, civili, penali e sociali, oppure problemi condominiali che ormai stanno moltiplicandosi visto come stanno andando le cose, problemi per il CAF, per il patronato, quando ci sono gli aumenti sulle pensioni per sapere come funzionano, eccetera. Noi abbiamo l'ufficio a None, in via Volvera 3, siamo presenti personalmente anche con i tecnici che voi richiederete se avete bisogno, al martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Per avere questi appuntamenti e queste informazioni dovete chiamare il 328 07 15 232. Noi prendiamo atto delle vostre richieste e informeremo gli interessati, oppure inviare una mail con quelle vostre proposte, e la mail è uff rapporti sociali @libero.it. Se poi volete avere altre informazioni potete rivolgervi appunto a Radio Libertà con personale come la dottoressa Natalia e altri, chiamando lo 02 92 94 7222, oppure inviando dei messaggi al 340 67 09 653. Quindi Ufficio Rapporti Sociali @libero per noi direttamente, il 328 07 15 232 è il numero di telefono generale, cioè che va sempre 24 ore su 24. Adesso iniziamo una trasmissione oggi e iniziamo con il nostro carissimo Achille Boeris, il quale ci dovrà spiegare tutte le novità e tutte le attività che sta facendo, perché mi pare, se non ho capito male, che sta scrivendo un libro o qualcosa del genere. E poi ne approfitto, Achille, prima di darti la parola e lasciarti sfogare, com'è la situazione col ripristino per quanto riguarda le vetrate storiche delle tre chiese, che tutta la gente qui nella nostra zona mi continua a chiedere. Quindi Achille, benvenuto, ti do un bacione e ti ringrazio, e poi ti lascio andare avanti tranquillo, senza problemi. Come va, Achille? Grazie Luigi, va abbastanza bene. Ma hai parlato di ATC, e io ho una persona che prende 600 euro di pensione e paga le spese per la luce, per l'acqua, e dovrebbe pagare 600 euro al mese di affitto della ATC. Come fa questa persona a vivere? Diciamo che questi sono i problemi che realmente nella vita mi stanno a cuore, perché tu sai che io mi preoccupo sempre delle persone che hanno bisogno. Ma per la parrocchia San Pietro e Paolo, diciamo che io ho cercato di mettere in collegamento l'amico
l'amico Diego, che con il parroco spero che si siano sentiti, perché il parroco è un parroco nuovo, il fratello di quello vecchio, e dico che è stato bello il suo insediamento, perché ha fatto le promesse che fa un prete quando diventa tale, e nei rispetti della comunità. E io questa cosa non l'avevo mai vissuta, l'ho trovata molto interessante. Per ciò che sto facendo, diciamo che sto traducendo dei proverbi del Burundi, dove sono stato un anno, dove ho lavorato gratuitamente con un gruppo che ha costruito un ospedale tuttora funzionante, ospedale lebbrosario. E niente, diciamo che il Burundi mi è nel cuore, ecco perché ho trovato questo libro dei proverbi, che era Chirondi francese, io da francese li ho tradotti in italiano. Allora, innanzitutto su questo vi dico qualche proverbio, perché bisogna prenderli con la loro mentalità, perché tipo la lancia per loro uno serve per offesa e per difesa. C'è un proverbio che dice: nessuno nasce tanto grande da riempire una culla. Di solito la culla è più grossa del bimbo che è nato. È più facile infilare la lancia nel terreno che in mezzo alle pietre, e sulle pietre è più facile invece appoggiarla. Quando il tuo ventre è pieno, non senti i rantoli del mio vuoto. Poi diciamo, sai che sono anche un Babbo Natale, eccetera. Io ho ricevuto una letterina che mi ha interessato molto. Diciamo che un'amica mi ha detto che alla scuola Coppino il 29 e il 30 sabato e domenica fanno il mercatino di Natale per dare i soldi all'UGI, l'Unione Genitori Italiana, che si interessa delle persone che vengono a Torino per operazioni, tumori, leucemia, eccetera, e per ospitare queste persone. Allora ho ricevuto questa letterina e io ho promesso che sabato 29 e domenica 30, dalle 15 alle 17, sarò presente con il mio vestito da Babbo Natale per i bambini che vengono e vogliono la fotografia con me. Tu sai che quando io mi metto a disposizione, la mia immagine è sempre gratuita e non ho mai chiesto una lira di rimborso. Non per niente fai parte del nostro gruppo e della nostra famiglia. Quelli che io lo dico sempre, mi permetto, anche se vecchio rincoglionito come sono, ripeto, chi collabora con la nostra associazione è gratuitamente disponibile, anzi paga di persona. E ti volevo ricordare che quello che hai detto alla persona che ti ha detto che prende 600 euro e ne spende 600 solo per luce, riscaldamento, acqua, affitto, e poi non può mangiare, non è l'unico, Achille. Tu lo sai, mi conosci da 30 anni e più, stiamo lottando per queste cose. Purtroppo però, Achille, non è che se chiamiamo l'INPS o andiamo al patronato gli dividiamo quello. Il discorso è nazionale, ecco perché approfittiamo. Tu dici dell'ingegner Cudia che non solo per quello, ma anche con quello che succede all'estero porta le spiegazioni. E poi l'architetto Calligaro, che oltre a essere un professionista è un politico per quanto ci riguarda, uno dei più importanti, cioè quello serio, quello che dice le cose e poi le realizza fin dove può arrivare anche lui. Ecco, cioè, mi hai capito cosa voglio dire, no, Achille? Dobbiamo parlarne, ringraziamo questa Radio Libertà che ci consente di esprimerci apertamente senza problemi. Però
è alla soluzione che abbiamo dei problemi, è come ce li hai anche tu, perché tu giustamente vai, fai quello che puoi personalmente, non è che gli puoi risolvere il problema, li puoi aiutare a soffrire di meno, o mi sto sbagliando, Achille? No, hai ragione, perché sovente io prendo il telefono e mi rivolgo a Roma alle segretarie anche dei ministri direttamente e sottopongo il problema. Poi dico: guardate che Achille non è uno che si dimentica delle cose, Achille vi tallona finché gli date una risposta, che sia positiva, che sia negativa, ma una risposta l'ente pubblico lo deve dare al privato. Perché c'è proprio una disposizione che si deve rispondere ai quesiti che vengono posti. Cioè, anche questo è un'informazione che do magari a delle persone che non sanno dove battere la testa. Cioè, io dico: pigliate il telefono, telefonate direttamente e dite: vogliamo delle risposte su questo argomento. Diciamo che i politici, fino a prova contraria, sono persone che dovrebbero rappresentarci, non solo persone che sono lì per discutere su questo, su quello. Dice: andiamo avanti con gli scioperi. Dico: andiamo avanti con gli scioperi toccano tutti noi persone normali, perché se io ho bisogno di andare in un posto e non so il bus che mi porta, io che sono anche disabile ho dei problemi. Cioè, effettivamente diciamo è troppo bello, sì, sciopero, ma lo sciopero dovrebbe essere, almeno quando io lavoravo, era utilizzato con grano salis, come si dice, con la festa, e non solo per questioni politiche. Niente, mi sono permesso di dire. Comunque diciamo che venerdì 21 sarò alla cena degli amici del basket. Io come arbitro ci troviamo con giocatori, allenatori, eccetera, e gli anni, 2 volte all'anno facciamo una cena tutti insieme e versiamo un 5 euro per ogni persona per realizzare qualcosa di utile, o per associazioni sportive di disabili, o per l'ospedale dei bambini. Cioè ogni volta diamo questo contributo perché anche lo sport deve partecipare alle necessità della gente. Almeno questo è il mio pensiero. Comunque, siccome il tempo dobbiamo anche lasciare, io ti ringrazio. Sappi che te l'ho già detto e te lo ripeto: al sabato adesso, colpa tua, devi essere sempre presente almeno 2 o 3 minuti, perché tu, l'hai detto tu anche personalmente, risulti Babbo Natale, molto Babbo Natale, una vita di Babbo Natale. Quindi chi meglio di te può dire qualcosa tutti i sabati grazie a questa radio come Babbo Natale? Io ti chiamerò, sì, Boeris Achille, però ti chiamerò Babbo Natale almeno fino alla fine di dicembre. Sarai d'accordo, credo, no? Così ti do la possibilità di salutarci, perché dobbiamo parlare anche con domenica 7 dicembre c'è il raduno dei 50.000 Babbo Natale all'ospedale Regina Margherita, e io sarò presente con i miei bastoncini là vicino all'ingresso, perché da quando c'è stato il Covid non ci lasciano più entrare a portare i regali ai bambini, e io per 10 anni invece sono entrato a rendere un attimo il sorriso a questi bambini che realmente hanno bisogno. Ti ringrazio della possibilità che mi hai dato, ti saluto e salutami anche Ida, che è sempre nel mio cuore insieme a te. Ciao. Tranquillo, Chillone, un bacione. Mi raccomando, tutti i sabati tienti pronto almeno 5 minuti. Va bene, d'accordo. Grazie. Ciao Achille, grazie a te e grazie alla nostra Radio Libertà, che sa chi sei, perché ormai ti sente, capisce, persone così, nell'attesa che la nostra grande Natalia
si colleghi con l'ingegner Diego Cudia. Parliamo di problematiche riguardanti le macchine, le problematiche riguardanti l'elettrico, e dico all'ingegnere che c'è l'architetto che ascolta, quindi se deve fare domande o deve ricevere proposte sa che uno ascolta l'altro. Non possiamo parlare contemporaneamente perché insomma abbiamo dei limiti, però uno ascolta l'altro e l'altro poi ripete. Ecco perché abbiamo prima l'ingegnere e poi l'architetto che dà una risposta tecnica, politica e personale, così tra di voi non ci saranno problemi. Se la dottoressa Natalia mi dice se abbiamo l'ingegnere in linea, altrimenti io Sì, è in spiego che linea. argomenti intendo trattare e poi gli chiedo spiegazioni. È in Sei linea, in Luigi. linea, Diego? È in linea, sì. Oh, Sì, bravo. buongiorno, Allora, buongiorno Luigi. ciao. Sì, ciao Diego, ti rompo le scatole perché ti dico che c'hai anche l'architetto che ti ascolta. Senti un po', Diego, intanto parla pure, ringrazia pure, ti lascio la parola, poi ti chiedo 2 o 3 cose. Vai Diego. Un saluto caloroso a te, al collega Arturo Calligaro e ai radioascoltatori di Radio Libertà. Eccomi, ben trovati. Quindi 2 o 3 argomenti che sono sempre i soliti, però chi meglio di te li può spiegare. C'è un modo, per esempio, che è un po' a parte, però come tecnico, perché tu lo fai anche all'estero, tra la Spagna, l'Italia, l'Inghilterra. Senti un po', ma qui dice che c'è un modo per sapere se la multa è da pagare o no. Chi meglio di voi che guida e va in giro? Qui dice che come riporta anche altro consumo, al momento il punto cardine è la Cassazione. Cioè, te lo leggo perché chi meglio di te può spiegare di cosa parlo. Quindi dice che la regola è secca. Autovelox non omologato, ecco perché ti faccio parlare tutti i sabati, perché ti ripeto quasi sempre le stesse cose, ma chi meglio di voi può dare risposte. Qui dice multa da annullare, però basta cercare nel verbale il modello del dispositivo e il numero del decreto. Ma che verbale? A volte è un po' macchinoso, ma si può fare anche con una semplice ricerca online. Cioè, secondo loro, tutti noi a 90, 80 e 100 anni abbiamo il computerino, siamo avvantaggiati, siamo tecnici, capiamo cos'è, eccetera. Se scopri che l'autovelox non è omologato, hai 2 strade tecniche. Puoi fare ricorso entro 60 giorni al prefetto o entro 30 giorni al giudice di pace. Quindi magari c'è anche il rischio che ti tocca pagare, oltre che hai pagato la multa che non dovevi, ti tocca pagare pure il servizio. Però dice, attenzione, se scegli di fare ricorso, Diego, dice che perdi lo sconto del 30%. Cioè io faccio ricorso perché mi hanno parlo da vecchio rincoglionito, perché mi hanno già bidonato, se faccio ricorso perdo pure lo sconto del 30%. Quindi il percorso non è sempre breve o facile, ma se hai ragione puoi far valere i tuoi diritti fino in fondo. La vera confusione nasce dal fatto che molti dispositivi in uso da prima del 13 agosto del 2017 avrebbero dovuto essere disattivati. Quindi 17 cosa sono? 9 anni, 8 anni. Quindi in molti casi non lo sono. Quindi il Ministero dei Trasporti doveva approvare un decreto, ma l'ha approvato, me lo sai dire, ma tutto è ancora bloccato. Quindi regna il caos e nel frattempo ogni multa diventa un possibile caso da contestare. Te l'ho letto perché chi meglio di te può dare risposte precise. Vai tranquillo che quando arriviamo alle 11:30 diamo un minuto di pausa al cosa e poi andiamo avanti perché c'è anche altre domande da farti e Arturo che ci ascolta e chiarirà anche lui. Vai Diego, grazie, scusami.
No, no, prego, assolutamente niente di che. Allora, ovviamente mi aggancio a quello che hai detto prima, giustamente oggi bisogna essere degli ingegneri informatici per sapere se un autovelox è ancora omologato, se è ancora operativo, se è ormai obsoleto e se sarebbe da levare dalla circolazione. Quindi ovvio, quello che hai detto prima diventa molto difficoltoso anche a volte anche per chi ha dimestichezza con il computer o addirittura con le app. Adesso pare che sono uscite anche delle app, però giustamente non tutti possono scaricarsele oppure avere a che fare con queste app qua. Ecco. Per cui diventa molto, molto, molto difficoltoso. Ho già detto, se uno è sicuro che perché quel giorno lì andava piano, andava tranquillo, eccetera, se uno è sicuro, oppure come è successo anche da inchieste giornalistiche televisive, per cui in una zona un autovelox in una giornata ha tirato giù centinaia, se non a volte migliaia di verbali, perché a volte si ripetono, quindi vuol dire un marchingegno, come dici tu, così completamente sballato, perché ricordiamo alle persone che comunque da ingegnere comunque questi meccanismi sono anche alla mercé degli eventi atmosferici e quindi si sballano, umidità, calore, obsolescenza tecnologica, quindi voglio dire sono tanti i parametri che entrano in gioco per definire se un autovelox è ancora attivo oppure sarebbe da sostituire. Non ultimo la data di fabbricazione che tu hai ricordato molto, molto giustamente. Ecco. Quindi un piccolo consiglio sarebbe, tanto so che non si offende o comunque non è un po' il nostro lavoro, affidarsi, se uno si vede arrivare un verbale prima di contestarlo, magari, so che adesso si metterà a ridere oppure così, affidarsi a persone come l'architetto Arturo Calligaro, che riesce, anche io riesco a farlo, cioè comunque è un lavoro, ecco, riesce perlomeno a capire se un verbale può essere contestato oppure deve essere necessariamente pagato e poi magari dopo fare un ricorso, pur se diventa molto ma molto difficile. Lascio a lui questo piccolo il commento, ecco. Però ripeto, come hai detto tu, giustamente c'è tanta confusione. I comuni approfittano di questa confusione, del fatto che da Roma e quindi chiaramente da Roma aspettano quelli di Bruxelles che non si dicono, non si parla, non si dice niente e quindi rimane il fatto che autovelox scaricano verbali e quindi bisogna, come dire, l'unica sarebbe cercare di fare attenzione, ecco, perché quando poi arriva qualcosa poi diventa molto molto macchinoso. Non voglio ricordare comunque che sulla strada sappiamo bene che il 60% delle violazioni arrivano per eccesso di velocità. Tutti corriamo, tutti tendiamo a correre, per cui appena si vede un autovelox sarebbe meglio comunque rallentare, poi magari uno aumenta di quei 10 km, 5 km, ma giusto tanto per non così, per non incappare proprio come dire, nel torto. Ecco. Quindi almeno questo è quello che mi sento di dire, perché lo faccio anch'io quando viaggio, vedo un autovelox, è operativo, è acceso, è vecchio. Nel dubbio, come dice, nel dubbio vado tranquillo. Ecco. E su questo, perché sappiamo, io non ho, voglio dire, magari sono, come dire, provvedimenti che sono fermi da almeno 5 anni lì, perché gli autovelox molti hanno quasi 10 anni, sarebbero da cambiare quasi tutti, da aggiornare. Come ho detto altre volte, non leggono le targhe delle motociclette, non leggono i monopattini, non li leggono, per cui Senti, Diego, prego.
visto che mi pare sono 11:30, diamo un attimo di pausa alla radio e poi ho due piccolissime, velocissime domande e le diamo poi la parola all'architetto. Quindi abbi pazienza un secondo che diamo lo spazio alla nostra Radio Libertà e quindi, scusate per la tosse, chiediamo alla dottoressa Natalia di fare pure pausa, grazie. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, cari amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbis, non sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto questa idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è le 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie Natalia. Allora, ingegnere, senta un attimo, qui dice, perché parliamo di cose elettriche, chi meglio di lei può dare spiegazioni chiare. Qui dice, che io non lo so dov'è, cos'è, dice che apre Mobile Urbana, la fabbrica di auto elettriche costruite ad Orbassano, e c'era anche, perché cose nuove, sai, questa radio ci fa parlare di cose che succedono il giorno prima perito. Qui dice che c'era anche il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Picchetto Fratin, e diceva che a Orbassano, per l'inaugurazione della fabbrica di automobili elettriche, che punto di vista hai come tecnico riguardo a questo tipo di discorso? E poi ti faccio l'ultima, che diamo poi lo spazio ad Arturo. Come la pensi questa notizia, ingegnere? E questo fa parte di questo lento, ma come dire, il passo dell'alpino, lento ma deciso, che le case di produzione di automobili per ora rimangono ancora ibride, ma un domani saranno tutte elettriche, comunque cercano di fare per entrare nel mercato italiano. Chiaramente la regione Piemonte, questo lo sappiamo, comunque favorisce, c'è anche la regione Emilia pure, ecco, e anche la Lombardia, un po' tutte le regioni del bacino
padano, insomma, ecco, e quindi tutta la pianura padana, quelle che cercano di favorire o comunque non ostacolano, ecco, cerchiamo di deridere le parole giuste, non ostacolano l'entrata nel mercato italiano dei cosiddetti dei proprio costruttori. Prima erano venditori, ma oggi cercano proprio di venire a costruire in Piemonte, perché comunque attrae, bene o male, è una terra. Allora ricordiamo, l'ho detto anche altre volte, ricordiamo che in questo caso gli orientali, quindi cinesi, giapponesi, asiatici così, e indiani, perché comunque stanno tutti arrivando, sono tutti lì, loro hanno i motori già scaldati, accesi e sono caldi, ecco. Per cui la regione Piemonte, come l'Emilia Romagna e anche la Lombardia, sono appetibili per installare queste fabbriche più o meno grandi. Tra l'altro qualcuno, se fa una ricerca così, vede che ce ne sono anche altre, ecco, che però stanno zitte, non fanno, come dire, non dicono niente, però producono, ecco. Magari sono alcune parti poi da montare. Quindi, voglio dire, allora, io approvo questa cosa, perlomeno perché comunque danno lavoro a tante maestranze, perché comunque sappiamo bene, anche Arturo Calligaro l'ha detto tante volte, lo ribadisco, mamma Stellantis, mamma Fiat, piano piano sta facendo in modo che, come dire, abbandona i suoi cucciolotti, ecco. E per cui abbiamo visto l'Iveco, abbiamo visto la Leart, ma tutte queste grandi aziende che lasciano a casa migliaia di lavoratori. Insomma, perlomeno l'aspetto positivo è questo, che poi chiaramente fra 3, 4, 5 anni non posso dire se queste aziende saranno ancora operative oppure saranno smantellate. Oggi c'è questo, ero anch'io alla presentazione col ministro Gilberto Frattini, però c'è solo un sito, un progetto, ecco, se ne parlerà fra un anno e mezzo, quello di cominciare a far lavorare delle persone, per cui insomma è positivo il fatto che si vuole fare qualcosa in Piemonte anche per assorbire centinaia per ora di lavoratori che resterebbero a casa. Ecco, io la penso così. Credo insomma di non essere tanto lontano dalla realtà. L'ultima, perché poi ti lascio chiudere. C'è anche il fatto che io mi fermo sulla parola parlando di cose elettriche, delle auto elettriche. Qui dice che c'è anche una auto elettrica più veloce del mondo, perché c'è un record da fare in video, cioè non è che devono andare a 3.018, cioè con 3.018 cavalli è una velocità di, Diego, 472 km all'ora. Sì, cioè, sì, certo, qui, certo. La Track Edition riscrive le regole dell'auto elettrica e dice che è un primato, ma se andiamo a 400 all'ora cos'è? 500 quasi, ma è giusto? Non è giusto? È giusto che perché sia un elettrico? Cioè, io è questo che voglio dire. Quando abbiamo preso la Fiat una volta, la 500, non andava a 200 all'ora, no? Aveva un limite. Sì, certo, Questi certo. se vanno a 472, pensa alle altre, cioè per le strade, cioè, che punto di vista è? Un secondo e poi chiudi, vai. No, Luigi, giustamente questi sono esperimenti perché non si potranno mai mettere, le nostre strade, anche volendo, non potranno comunque, già così sono, come dire, piccole e strette, non sono adeguate a far viaggiare macchine a oltre una certa velocità. Ecco perché ci sono i limiti di velocità. Una volta non c'erano i limiti di velocità, ma parliamo del 1920-30, insomma, ecco, ma le macchine non andavano più degli 80-90 all'ora, ecco. Poi comunque con l'esplosione dei motori a benzina e a gasolio, l'inserimento del turbo, il biturbo e adesso anche i motori elettrici, ibridi elettrici, comunque le velocità tenderanno sempre ad aumentare. Quello che tu hai letto giustamente sono questi esperimenti per dimostrare, anche per misurare
le nuove gomme, i telai, quindi voglio dire, da un punto di vista ingegneristico i colleghi che ci lavorano fanno vedere, dimostrano che non c'è limite alla potenza che si può installare sotto un veicolo, ecco. Per cui aspettati di sentire arrivare anche a 900, cioè quasi la velocità proprio di un aereo. Già adesso si fanno dei confronti tra ipercar e aerei, ecco. Quindi sono esperimenti tecnologici, quindi non pensare comunque di vedere un'auto che corre ai 470 all'ora, ma neanche sulle autostrade così viene subito fermato, e poi prima che ci arriveranno, insomma. Quindi sono esperimenti, ecco. Per cui come se ma ho capito, però perché le fanno allora? Per esperienza? Abbiamo dei problemi quando sarà tutto vabbè. Comunque Diego, ti ringrazio, preparati per sabato prossimo che ci sono altri temi sempre più importanti. Sì, Luigi, un'ultima cosa da tecnico, tu ricorderai, perché eri abbastanza, e anch'io lo ricordo, che Fiat aveva creato un'automobile che andava a turbina, come un aeroplano, e quindi poi l'hai vista, è ancora lì al museo, è una turbina, quindi praticamente è un aeroplano su 4 ruote, ma ne parleremo poi magari quando tu vorrai. Ti saluto, ti ringrazio calorosamente, un forte abbraccio, lascio la linea volentieri al collega e amico Arturo Caligaro e un saluto ai radioascoltatori. Alla prossima. Grazie Diego, a te e a tutti, e grazie sempre a Radio Libertà. Mentre la nostra Natalia si collega, ma sarà già stata collegata con Arturo Caligaro, l'architetto, perché tratteremo un tema che lui spiegherà personalmente, tecnicamente e politicamente, riguardante la patente di guida, perché con certe patologie non puoi guidare e una non la conosce nessuno, e poi anche la storia delle nuove regole delle patenti. Abbiamo in collegamento l'architetto Arturo Caligaro. Sì, è collegato. Natalia? Luigi. Pronto? Ciao Luigi. Oh, grazie Arturo, un bacione. Intanto come vanno le cose? Va tutto bene? Sì, tutto a posto. L'importante è quello. Senti un po' Arturo, prima di darti fino alla fine, volevo parlarti oggi, trattiamo un tema riguardo le patenti di guida, no? Uno dice che con certe patologie non puoi guidare e uno non lo conosce nessuno e ti dice specialmente, che è davvero poco conosciuta, e dice, poi voglio la tua spiegazione, io te le leggo così poi mi riposo io un attimo. Dice che pressione sanguigna, frequenza cardiaca, polso, quindi pressione sanguigna 120-80, frequenza cardiaca, polso 60-100, temperatura corporea 36,5-37,5, frequenza respiratoria 12-20, emoglobina uomini 13-18, donne 12-16, colesterolo totale 200, potassio 3,5-5,0, sodio 135-145, trigliceridi 150, volume sanguigno totale 5-6 litri, glicemia bambini 70-130, adulti 70-99, ferro uomini 8, donne 19-50 anni 18, e poi ci sono altre cose. Queste sono per quanto riguarda la patente di guida, e poi così finisci poi dopo tutto quanto. Dicono, questo non è che me lo invento io, Arturo, qui dice che le nuove regole sulle patenti, ecco, come le direttive europee, ecco perché abbiamo Diego con noi, includono la possibilità di conseguire la patente B a 17 anni. Prima ti ho letto cosa dicono, che ci sono anche cose che nessuno conosce per non avere la patente. Qui addirittura
fino a 18. L'astensione della validità delle patenti A e B a 15 anni e l'aumento del limite di peso per la patente B a 4.250 kg per guidare veicoli più grandi, inclusi camper e autocarri leggeri. Parliamo di gente che ha 17 anni, Arturo. Quindi il nuovo codice della strada ha anche inasprito le limitazioni per i neopatentati, estendendo a 3 anni il periodo di guida per auto meno potenti e modificando i limiti di potenza specifici da 55 kWh a 75 kWh fino a 105 kW. Perché ti ho letto 2 o 3 cose una diversa dall'altra? Perché tu hai già capito bene e saprai spiegare e vai pure avanti fino alla fine, perché poi mi verrebbe la voglia di incazzarmi quando parli, perché spieghi per le macchine elettriche, quando uno poi le comprerà, saranno a quei livelli, come ho letto prima, per dai 17 ai 20 anni, o non le potranno comprare. Allora possono scrivere: le auto elettriche le compreranno la gente dopo i 40 anni, le auto elettriche di un certo livello dopo i 50, cioè faranno come quando vai a prendere il pane, da mezzo chilo, un etto, 1 chilo, un quintale, eccetera. Scusami Arturo, a te la parola e vai pure avanti fino alla fine, perché tu li sai spiegare ed hai anche un giudizio politico, per piacere, Questo te lo chiedo di tutto cuore, perché lì a None continuano a venire a chiederci solo quello. Grazie Arturo, vai. Niente, Luigi, lo sai che noi siamo un paese sommerso dalla burocrazia e a volte alcuni provvedimenti sembrano nati proprio per alimentare questo comparto della burocrazia. Tutto quello che hai letto tu in linea teorica è tutto esatto, però dobbiamo confrontarci con la realtà e confrontandoci con la realtà sembra che molte norme siano poi le grida manzoniane, no? Quando uno Stato emette un mucchio di norme, di direttive, a volte una contrasta con l'altra, è chiaro che aumenta il costo della spesa pubblica e aumenta la possibilità di contenzioso tra il cittadino e lo Stato. Secondo quei parametri che hai letto tu, in Italia ci sarebbero pochi che hanno la patente, perché se noi guardiamo le statistiche del Ministero della Salute, vediamo come la maggioranza degli italiani soffra di quelle patologie che hai letto, ma la stragrande maggioranza della popolazione soffre. Tutti quanti, nessuno è perfetto, tutti quanti abbiamo qualche magagna, per cui se ci dovesse essere un controllo sul rilascio delle patenti in funzione di tutti quei parametri, uno da un lato, come dicevo, non ci sarebbero tanti che hanno la patente, dall'altro dovrebbe essere messo in pista un sistema di controllo che controlli effettivamente le dichiarazioni, gli esami di chi chiede la patente. Lo vediamo già adesso con i falsi invalidi, no? Come certificazioni sanitarie vengono modificate, vengono in qualche modo fatte ad hoc per riuscire a superare le commissioni mediche, per cui se non riusciamo a controllare tutte le pensioni e gli assegni di invalidità, perché sono tante le richieste, i controlli vengono fatti in maniera molto, molto saltuaria e a volte chi fa i controlli, lo vediamo nel nostro paese, sono i giornalisti. Allora alcune cose emergono solamente grazie a trasmissioni di indagine come Striscia la Notizia, Le Iene, che si accorgono delle inefficienze dello Stato e è chiaro che fanno notizia, però non bisognerebbe fare notizia in uno Stato che debba funzionare a servizio dei cittadini. Uno Stato che funzioni dovrebbe avere all'interno
gli anticorpi per evitare dichiarazioni mendaci. E quindi ricadiamo sempre nell'argomento che noi ricordiamo e che ci perseguita e che in qualche modo complica la vita ai cittadini, che è quello della burocrazia. Per fare un qualsiasi documento, oltre alla patente, occorre compilare moduli. Succede ad esempio un esempio che non ha nulla a che vedere con l'argomento che hai letto tu, ma che è attuale perché molta gente, non molti, ma hanno la necessità di avere un documento che si chiama porto d'armi. L'altro giorno ho scoperto che per un rinnovo di un porto d'armi occorre quasi un anno. Quindi capisci che uno che per lavoro, per necessità o a scopo ludico detenga un'arma in casa e debba portarla in giro, rimane bloccato perché per avere il documento che ti autorizza a poter girare con quell'arma occorre un anno per il rinnovo. Siamo all'assurdo, non siamo i paesi anglosassoni dove vige una norma che è consentito tutto tranne quello che è vietato. Noi in Italia ribaltiamo l'interpretazione di questa norma dove tutto è vietato tranne quello che è permesso, no? Quindi siamo in uno stato che non è completamente liberale, perché se ti impongono di avere il documento per guidare la macchina, ti devono imporre un documento per andare all'estero, ti devono imporre un documento per avere un porto d'armi, capisci che diventiamo tutti sudditi, tutti cittadini sudditi di uno Stato. E questa sudditanza fosse almeno gratuita, ma invece costa. Come ricordi tu, ogni volta per la questione delle patenti, per il rinnovo c'è un costo non indifferente, poi la trafila, devi prendere appuntamento alla scuola guida o all'ispettorato per poter avere la patente, e il più delle volte è chiaro che con il pagamento di quanto dovuto uno ha il rinnovo della patente, ma in alcuni casi, e non sono pochi, dove alcune patologie richiedono una visita più approfondita, ci sono le commissioni mediche, quindi uno deve andare a prenotare o all'ASL dove all'ufficio di competenza per poter passare una visita per la patente, per chi ha qualche problema di salute. Quindi aumentiamo la burocrazia e aumentiamo i costi, perché di solito questi uffici non sono dislocati in maniera uniforme sul territorio, ma generalmente sono nel capoluogo, quindi capisci che una realtà come quella che conosciamo noi, quella piemontese, fatta della maggior parte di comuni montani, collinari e non di abitazioni messi nei grossi centri, vuol dire costringere a spostarsi gente che magari abita al fondo di una vallata e che per fare un documento deve perdere tutta la giornata e deve recarsi fino all'ufficio dove fanno questo documento, quando una delle scuse che viene portata nel dibattito per incrementare l'uso della tecnologia per alcuni documenti non viene applicata per altri documenti più importanti e necessari. La storia dello SPID oramai la conosciamo tutti, che ha in qualche modo costretto... Mi senti, Arturo? Una cosa, perché tu hai ragione, ma io parlo da leggenda. Scusa, dice le condizioni, qui dice che non puoi più guidare perché una non la conosce nessuno. Ma se non la conosce nessuno, come fanno a sapere quella che non va? Cioè, a me mi viene questa domanda. Io ho letto prima, no?
le condizioni, mi pare di non aver sbagliato, perché c'è scritto nero su bianco, quindi nessuno ci può contestare. Ma la battuta, come viene spontanea a me, chiedo a te, ma cosa vuol dire? Una non la conosce nessuno, ma se non la conosce nessuno, come fa a non sapere che ce n'è una e qual è quella che non va? Ecco, la mia domanda, che vorrei che tu rispondi a chi ci sta ascoltando in radio, perché ti dico bene, Arturo, ce n'è parecchie migliaia di persone della mia età e magari qualcuno anche di più che ci sta ascoltando. Qual è questa che nessuno conosce, secondo il tuo punto di vista? Che siamo in chiusura, vai. Sì, purtroppo vedi, come dicevo prima, in questo paese si emettono delle norme e ce ne sono talmente tante che spesso sono ignorate dagli stessi addetti al lavoro. Ma è per quello che ti dicevo prima, perché ci sono tante norme che dicono, che sostengono, affermano e impongono dei limiti e delle norme e dall'altro ce ne sono altre che li contraddicono. Quindi da noi non funziona come negli altri paesi, dove una norma viene promulgata solamente se vengono in qualche modo abrogate tutte le norme che parlano dello stesso argomento. Quindi in altri paesi si va avanti per testi unici. Io scommetto che quello che leggi tu, tanti addetti ai lavori non l'hanno letto, no? Perché i media non hanno prestato attenzione. Presteranno attenzione come come tutte le cose in Italia, succede qualche fatto luttuoso. Allora si scatenano i media, si scatena la politica per cercare di trovare soluzioni e proporre soluzioni, ma non hanno la lungimiranza di prevedere prima cosa la ricaduta che ha una norma sui cittadini. Non fanno mai una proiezione per dire: se noi promulghiamo questo cosa succede, e l'abbiamo visto per alcuni provvedimenti dei governi precedenti, tipo banchi a rotelle, mascherine, per arrivare al super bonus delle case, no? Che ha avuto una ricaduta nefasta sui bilanci dello Stato e che ora i cittadini non possono usufruire di riduzioni fiscali perché devono andare a pagare quel debito stipulato e contratto dagli amministratori precedenti, perché non hanno mai valutato la ricaduta sul territorio e sulle persone di quello che fanno. E anche in questo caso che tu hai letto, occorrerà una circolare esplicativa, perché la norma, se no, è troppo stringente, metterebbe nel panico tutti quelli che hanno la tua età, ma che hanno anche la mia età, perché cercare di essere conformi, avere una salute conforme a quelle norme, a una certa età risulta molto difficile. Per cui cosa vogliamo fare? Vogliamo impedire, come penso che voglia fare qualcuno, di guidare un'autovettura a una vasta fetta di popolazione? Per me è un'azione illegale, perché si va a ledere un principio costituzionale di uguaglianza, per quello che ti dicevo prima, no? Cioè, se io sono in grado e non ho palesi difetti per poter eseguire un'azione, la devo poter eseguire. Poi ovviamente ci sono bisogna avere questi requisiti, però questi requisiti andrebbero in qualche modo attualizzati alla realtà della popolazione, per fare in modo che chiunque sappia e conosca quello che è necessario e il requisito per poter fare un'azione. Purtroppo noi, e tu soprattutto, informi le persone
e informi di norme che i media non affrontano. I media non affrontano, il cittadino normale non li legge sui giornali, non c'è una trasmissione in televisione che si interessi di queste cose, perché magari non fa tanto audience, perché quelle categorie che hai citato sono fatte di numeri molto ristretti. Ma Arturo, ecco perché io e te dobbiamo ringraziare Radio Libertà, che almeno questa radio ci dà l'opportunità di poter parlare. Purtroppo siamo arrivati alla fine, ma la prossima volta parlerai tutto tu, vai. Ti ringrazio Arturo, un bacione a te e anche a chi sai, e poi ci sentiamo martedì. Grazie, vai. Grazie Luigi, buona giornata agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia, alla nostra radio, e a risentirci alla settimana prossima. Ciao. Ciao, grazie. E anch'io ringrazio tanto Natalia e la nostra Radio Libertà. Ricordo agli ascoltatori che noi siamo a None, in via Volvera 3, il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 16 col personale a voi utile. E il numero di telefono per collegarsi è 328 07 15 232. Il nostro motto, che poi di tutti deve diventare di tutti, è: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Un bacione a tutti gli ascoltatori e a risentirci a sabato prossimo. A voi studio, grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita